Assessore, è una conferenza di servizi urgente appunto per pianificare la fiera d'ottobre. Sì, l'imminente Fiera d'Ottobre, la conferenza dei servizi che appunto coinvolge oltre che la commissione fiera anche l'amministrazione. Abbiamo deciso che quest'anno la tradizionale Fiera d'Ottobre interesserà i giorni a partire dal 22 pomeriggio circa fino al 26, il martedì 26. Come di consueto e all'insegna della tradizione, anche quest'anno la Via Agrigento sarà interessata per la fiera domenicale del bestiame e quindi è un'altra bellissima caratteristica che l'amministrazione di concerto con la commissione fiera ha voluto valorizzare. Per quanto riguarda invece le vie interessate per la tradizionale fiera d'ottobre, abbiamo di consueto la via Capitano Callea con le traverse limitrofe che appunto saranno il luogo ubicato dove le varie bancarelle, i vari naturalmente negozianti avranno naturalmente ubicato la propria bancarella e quali naturalmente godranno, secondo dei criteri che sono stati individuati, godranno di uno spazio ben determinato come ai fini dell'esposizione stessa della loro merce. Abbiamo chiesto un supporto H24 e che sono i rappresentanti di Misericordia, operatori di sicurezza e Grifoni. Questi ci collaboreranno e ci hanno anticipato che metteranno a disposizione addirittura 2 ambulanze. Una probabilmente sarà sistemata in zona Itria e l'altra invece in zona via Regione Siciliana, Piazzale Giochi Olimpici, per intenderci zona campo sportivo, proprio per assicurare un pronto ed immediato intervento. Ci stiamo preoccupando anche di collocare in zona fiera dei bagnetti chimici per consentire sia ai fieristi sia al pubblico che appunto visiterà la fiera di poter diciamo, usufruire di un servizio igienico discreto tutto sommato. È chiaro che noi organizzeremo i controlli e faremo in modo che tutto quanto sia da sanzionare verrà sanzionato, ma è anche vero che in molteplici situazioni il fattore determinante alla buona riuscita di ogni evento, di ogni manifestazione diventa la piena collaborazione dei cittadini. Sarà emanata un'ordinanza mediante la quale sarà vietata la sosta in prossimità degli ingressi alle abitazioni private, perché più di una volta si è verificato che molti nostri concittadini siano rimasti sequestrati in casa a causa della sosta selvaggia. A tal fine distribuiremo dei volantini che tutti gli interessati avranno la cura di affiggere dietro ad ogni porta, diciamo, dietro ad ogni ingresso che appunto sarà necessario mantenere libero. Come da tradizione ogni anno per la fiera d'ottobre piove. Quando piove in quella zona si allaga tutto. Le capitoie sono state pulite in tempo o state predisponendo un'opera speciale di pulizia? È stato riparato in parte il manto stradale, che sono state curate le caditoie e quindi ci auguriamo, non saprei se dire, ci auguriamo una fiera asciutta perché andremo controcorrente rispetto a quelle che sono le nostre buone tradizioni, ma comunque ci auguriamo che se anche dovesse piovere il fenomeno possa rimanere contenuto senza creare danni né ai fieristi né a coloro che naturalmente intenderanno partecipare a questo evento come cittadini. Oltre all'aspetto espositivo, l'aspetto importante gastronomico che rappresenta la fiera, ci sarà sempre da contorno, stiamo cercando di organizzare delle importanti attività collaterali che possano appunto dare lustro e visibilità alla nostra città anche nei centri cittadini limitrofi. In questo, cercando aiuto e facendo richieste sia alla Regione che alla Provincia, cercheremo di allestire delle 3 giornate di animazione, di attività. Abbiamo già avuto delle risposte positive per quanto riguarda uno spettacolo finanziato dalla Regione, così come altre attività come degustazioni di prodotti del pesce azzurro, sempre legato alle attività regionali. Stiamo appunto cercando di delineare bene quelle che saranno le attività di questi 3 giorni, ma non mancherà in un'area all'interno della fiera, in un'area privata vicino a quella che era la cantina sociale, appunto uno spazio dedicato agli spettacoli, agli eventi, aperti a tutti.